Ad est di Verona si entra in un territorio ricco di storia da vivere sia dal punto di vista della ricettività sia dal punto di vista dell'enogastronomia. È la famiglia Pimazzoni che prende e riporta alla luce un'antica corte che si chiama I Caloseni. Sono con la signora Maria Luisa Veneri. E I Caloseni, locanda per quanto riguarda il gusto, ma anche agriturismo per quanto riguarda la ricettività. I Caloseni hanno preso questo nome da un'antica battaglia che ha fatto Napoleone verso il paese di Arcole. E si dice che ha sparato così tanto che questa località è diventata piena di fuliggine praticamente. Da lì, come il nostro dialetto dice, la Calusene, lì Caloseni praticamente adesso è rimasto questo nome di questa corte, di un vecchio casale del 1500. Abbiamo voluto creare qualcosa di diverso, abbiamo soltanto 4 stanze, però cerchiamo di renderle piacevoli alle gente che viene qua, la ricettività, cerchiamo la cordialità, l'accoglienza. E come ristorazione invece facciamo ancora tutte le nostre cose come quando eravamo agriturismo, facciamo la pasta fatta in casa, leviamo i nostri maiali, i conigli, le galline, un po' di orticolo. I prodotti da poter gustare all'interno di un menù della locanda I Caloseni, partendo da un antipasto che tra l'altro è un vostro cavallo di battaglia, sì. Perché nell'antipasto cosa troviamo? Beh, trovate i nostri salumi, perché allevando i maiali facciamo i nostri salumi, facciamo la pancetta steccata, la pancetta normale, il salame, i cotechini quando è tempo, il ragù d'anatra, i gnocchi. Ad esempio adesso è appena passato il venerdì gnoccolar, abbiamo fatto gnocchi per tutti. Si sa che il venerdì gnoccolar ormai ho dei clienti fissi, sanno che è così e vengono qua apposta. La tagliata, la grigliata, però diciamo le guancette di maiale al Valpolicella con la polentina, questo è il nostro piatto adesso invernale, diciamo, ecco. I Valpolicella, gli amaroni qua della nostra zona sono buonissimi da abbinare alle carni, senz'altro. Poi abbiamo il nostro buon soave. La nostra disponibilità totale e poi la genuinità dei cibi, perché facciamo tutto con le nostre mani. Disponibilità per quanto riguarda nel accontentare le persone che vengono qua. Siamo ben contenti anche se vengono bambini e contrariamente a tanti posti, insomma questo è un posto da famiglie e per persone che vogliono un po' di tranquillità e che vogliono godersi un po' la cucina ma anche l'esterno. Facciamo matrimoni, anniversari, facciamo anche delle serate a tema con musica per gente un po', diciamo, non dico adulta ma un po' posata, ecco, non è discoteca. Siamo nel territorio del Veronese, esattamente località Mambrotta, è una bellissima località vicinissima al cuore di Verona e per vivere questo territorio c'è qualcuno che ha avuto un'idea. Nasce come gastronomia, si chiama Corte Poli ed è il luogo che ormai dopo 10 anni è diventato un'istituzione per quanto riguarda tutti coloro che vogliono provare cosa. Andrea Albertini, titolare della struttura, seconda generazione. All'interno di Corte Poli si ritrova una struttura che richiama un po' quella di un resort. Si può trovare sia ristorante, bed and breakfast, sporting. Proprio quest'anno abbiamo aperto dei centri sportivi con campi da calcetto e un percorso foot golf. Dopodiché proprio quest'anno abbiamo dato avvio ad una nuova attività che è quella della zona wellness. Abbiamo ampliato tutto il complesso di stanze che sono attualmente diventate 9.
La cucina è quella tradizionale veronese e l'antipasto più caratteristico, visto che stiamo entrando anche nella zona, sono le puntine verdi d'asparago, che è praticamente il germoglio che ha reso famosa Mambrotta, proprio la località, ecco. Secondate poi dal risotto all'asparago bianco, le uova e asparagi, poi si può gustare tutto l'anno il risotto all'amarone monteveronese, si può proporre a miglior carne al camino o oltre a questa sempre i piatti della tradizione come la polentina con la pastissata di musso o la polentina col baccalà, degustazione di formaggi. Vi consiglierei la nostra millefoglie ripiena con la crema mascarpone, le scaglie di cioccolato e gli amaretti, che è un po' una rivisitazione della millefoglie tradizionale. 44.000 metri quadrati, sport, benessere, gusto, non manca proprio nulla, quindi se ti chiedessi venite a Cortepoli perché, tu mi risponderesti? Possono trovare a pochi passi appunto dal centro di Verona un'oasi di pace, benessere e relax. Elisa, sommelier all'interno di Cortepoli, cosa state programmando per tutti coloro che vogliono vivere questa bellissima esperienza? Allora, a breve sarà prossima l'apertura qua di una cantina dove sarà possibile trovare tutti i vini a riposo e poter quindi degustare tutti i vini di nostra produzione. Qua infatti se si viene a mangiare si può proporre il vino all'amarone di nostra produzione o anche il vino Valpolicella o dei passiti che produciamo qua in una casa agricola nelle colline di Marcellise, qua a pochi passi da noi. Qual è il vino che suggeriamo a tutti coloro che vogliono vivere Cortepoli? Un Valpolicella che poi può essere un classico o un superiore in base alla preferenza. Ovviamente sempre con la griffe e il brand di Cortepoli. L'edizione 2016 dedicata alla manifestazione internazionale Progetto Fuoco. All'interno di Fiera Verona si esprimono con tantissimi padiglioni oltre 750 aziende provenienti da tutto il mondo, con un impatto verso il design, verso l'innovazione tecnologica e verso tutto ciò che riguarda gli impianti e le attrezzature dedicate alla combustione e alla produzione di calore proveniente dalla combustione della legna. Questo è un mercato in estrema crescita dove design, innovazione tecnologica si incontrano per mostrare il meglio di sé, e noi vi spieghiamo all'interno di queste immagini come si riesca ad esprimere in una kermesse fieristica il meglio di settore. Organizzazione del Progetto Fuoco 2016, un'edizione che parla con dei numeri significativi per un settore in crescita. L'ultima edizione è stata visitata da 75.000 visitatori e ai dati di cui disponiamo oggi posso dire che siamo in linea con questi numeri, con un incremento estremamente importante di operatori stranieri, perché l'internazionalizzazione era uno degli obiettivi che ci eravamo posti nell'organizzazione di questa edizione, perché le nostre aziende necessitano di trovare nuove soluzioni, nuovi mercati, nuove opportunità commerciali, quindi con una promozione spinta verso i paesi europei e dell'est europeo al fine di avere una quantità di espositori stranieri, e con delle missioni di operatori organizzate in collaborazione con Verona Fiere e con l'ICE abbiamo dato spinta per aumentare la presenza appunto di operatori esteri. In termini di manifestazione, la scelta di specializzare la manifestazione limitandoci soltanto alle attrezzature materiali che riguardano la produzione di calore e riscaldamento attraverso la combustione del legno, quindi escludendo le altre forme anche rinnovabili, è stata vincente, premiante, perché questa è una fiera specializzata e quindi risponde all'esigenza degli operatori che volevano avere una fiera dedicata a questo e quindi non inserita in altri contesti. Gli indicatori sono quelli di un mercato che, se non è in crescita, è comunque ancora
in salute, e all'interno del quale i vantaggi concreti dell'uso del legno, quindi il risparmio nei consumi e nei costi, la sostenibilità, perché comunque il legno è rinnovabile, produce energia pulita e sicura, e l'accesso agli incentivi del conto termico sono i filoni entro i quali si deve esprimere la proposta del progetto Fuoco e conseguentemente quella degli espositori. Sempre più persone utilizzano queste forme di riscaldamento. Ora ci sono in Italia 6,3 milioni di impianti a biomassa installati, ci sono il 15% delle famiglie italiane che utilizzano stufe a pellet o comunque attraverso la combustione del legno. Una kermesse che va sempre avanti. Anno 2016 caratterizzato esattamente da quali punti focali della kermesse? Noi abbiamo dedicato molta attenzione soprattutto alla filiera che parte dal legno, dal cippato fino ai caminetti e stufe, poi anche alla ricambistica. Abbiamo completato la filiera, qui siamo davanti a uno stand specializzati in assistenza. Innovazione tecnologica siamo riusciti a portare che le odierne stufe da un punto di vista sono veramente ecocompatibili, in quanto si è ridotto dell'80% le emissioni di particolato e anche di CO2 rispetto alle stufe di 10 e di 15 anni fa. Premio davvero importante, quello che descrive un cammino all'interno di un mondo vissuto come un focolare domestico, con il suo contesto sociale di aggregazione e il design che non deve mancare mai. Il concorso stesso quest'anno ha un nome diverso, cioè non è più il caminetto, ma è l'ambiente che esso genera. Questo perché? Perché il modo di vivere la casa, tutta la casa, oggi è cambiato, e credo che il progettista debba prestare particolare attenzione a questi cambiamenti. Sono cambiamenti sociali, ma che sono importanti nel momento in cui uno si approccia alla progettazione. Il caminetto è come simbolo iconico un richiamo agli albori dell'umanità, direi quasi, attorno al quale ci si riuniva e si stava in comunità. Questo è rimasto in forme cambiate, diverse, più o meno moderne, più o meno sofisticate dal punto di vista tecnologico, perché oggi ci sono caminetti senza camini, caminetti senza legna, caminetti che non si capisce come facciano fuoco, ma lo fanno. Ma la cosa importante è però appunto che questi oggetti creano un ambiente che oggi è vissuto in maniera diversa. Ecco, questo secondo la giuria è stato un progetto interessante che abbiamo tutti detto comunque che va completato, perché ovviamente me l'hanno detto gli stessi progettisti prima, ma è un progetto che crea grandi possibilità di intervento, grandi possibilità di variazioni, può essere sviluppato in diversi modi e quindi soddisfare diversi ambienti, diverse esigenze, creando degli ambienti che calzino al meglio a coloro che andranno ad abitare questo ambiente. Vince l'innovazione nella design, vince la praticità o vince comunque l'adeguatezza al settore di riferimento? Io credo che debba essercene tutte queste cose che lei ha detto. Io credo che sia importante partire da un preciso briefing, dopodiché ogni progettista lo svilupperà in base alla propria fantasia, ma bisogna sapere dove si vuole andare, cosa si vuole fare, quanto si vuole spendere, chi sarà l'abitante di questo progetto, l'utilizzatore di questo progetto. Bisogna fare delle cose che siano utili, facili da usare, comprensibili, leggibili da parte della maggioranza delle persone, e tutto ciò che si fa dobbiamo tenere conto che lo si fa non per gli altri, ma lo si fa per noi, per una migliore qualità di vita futura. Sono i vincitori del primo premio. Ritengo comunque che la cosa che ha fatto scatenare un po' l'idea è proprio il divertimento di trovare qualcosa che possa coniugare più esperienze, più cose, contemporaneizzando con quello che potrebbe essere anche un aspetto del wellness che adesso è molto ricercato. Quindi un piccolo wellness anche in casa, perché no? La cosa è nata così. Parte
è un progetto di unire wellness, design, calore e di poter vincere. Che cosa vince? Secondo me forse la novità in questo caso, perché è una cosa, diciamo, guardiamo questo oggetto da sempre e delle volte ci appare concluso, poi qualche volta ti arriva l'illuminazione, la scintilla, come in questo caso, ti dici ma questo potrebbe essere anche qualcos'altro, e allora cominci a ragionarci su. Le suggestioni nostre sono state, non so, le cappe delle isbe russe, le stufe dove ci si può sedere dell'Alto Adige, il film Alien, tutto quello che viene in mente, il soggiorno a fare litoterapia. Metti insieme queste cose qua e dici, beh, quell'oggetto lì che ho sempre messo in un angolo del soggiorno con il mio divanetto intorno, col gatto sotto, potrebbe essere qualcos'altro. E da lì siamo partiti, perché poi l'idea nasce. Uno butta un'idea, arriva lui e dice, ma questa la puoi fare in un'altra maniera, e ci si scambia, dopodiché ti accorgi che questo oggetto ha preso una sua vita. Allora purtroppo adesso, come diceva il nostro collega, quasi abbozzato, cioè tecnicamente va studiato, va appunto reso pratico e producibile. Noi non ci aspettavamo di finire così in alto in classifica. Dopo un premio di design ci vuole un mercato che premi il design. A questo punto come si sviluppa? L'idea è quella di comunque rivedere in fase esecutiva proprio il progetto per vedere, trovare le migliorie e comunque un piccolo studio superiore. Certo, ci piacerebbe confrontarci con un'azienda del settore per capire quali sono effettivamente poi l'ingegnerizzazione del progetto, insomma. La Camera di Commercio di Pescara presenta la fiera nazionale più esclusiva sul Fashion Wedding Pescara Sposi 2016. 8 e 9 di ottobre, presso Polo Espositivo, Porto Turistico, Marina di Pescara, dalle 9 di mattina e fino alle 21. Un sabato e una domenica dedicati agli esclusivi suggerimenti delle eccellenze regionali del mondo del wedding. Un'area cake design per l'arte dolciaria, total look sposa e momenti glamour d'alta moda. Pronti per il sì? 7ª edizione Fiera Nazionale Pescara Sposi, 8 e 9 ottobre 2016, Polo Espositivo, Porto Turistico, Marina di Pescara. Seguici e guardaci sui principali social network, fierapescarasposi.it. La Camera di Commercio di Pescara, in collaborazione con CNA e Confartigianato Pescara, presentano la terza edizione di Pescara Fitness and Beauty, 15 e 16 ottobre 2016, al Polo Espositivo del Marina di Pescara. La kermesse con i principali attori del mondo del beauty, del benessere, della medicina estetica, della nutrizione, del nail art e dell'universo del fitness. Momenti di formazione e informazione con workshop, convegni, spettacolo e live performance. In più Pescara Fitness and Beauty presenta Weekend Fitness and Beauty, l'1 e il 2 ottobre il presalone di Beauty, Wellness e Fitness presso il centro commerciale Auchan Pescara. E non solo, domenica 16 ottobre 2016, terzo Nail Lab, il seminario professionale di Nail Art della ABC Nail Store International. Trovaci e guardaci sui migliori social network. Pescara Fitness and Beauty, the land for beauty. Oh no, un graffio qui e uno ancora più grosso qua. Danni del genere possono capitare a chiunque. Ripararli è costoso e riverniciare l'auto può costare una fortuna. Vi presentiamo Renumax, il trattamento per i graffi che protegge la vostra auto e i vostri soldi. Renumax è una formula brevettata che riempie ogni graffio o strisciata con milioni di microparticelle. Poi, mentre si asciuga in pochi minuti, lascia una finitura liscia, priva di segni e brillante che protegge la vostra auto per anni. Funziona su tutti i tipi di veicoli e su qualsiasi colore di vernice. È il modo più veloce e rapido per eliminare graffi e strisciate dall'auto. Applicate direttamente Renumax sopra il graffio e lasciatelo asciugare. Come per magia, il graffio scomparirà. Guardate di nuovo. Nemmeno le strisciate superficiali sono un problema per Renumax. Basta applicare e lasciare asciugare. Ed è come nuovo. Non c'è bisogno di grattare, sabbiare e levigare. E non dovete neanche strofinare. Renumax fa tutto il lavoro al posto vostro, ridonando anche lucentezza. Il segreto sta in una formula brevettata che riempie i graffi con milioni di microparticelle. Si asciuga in pochi minuti, lasciando la superficie liscia, pulita e senza graffi, proteggendo la vostra auto per anni. Tenetene uno in macchina, così lo avrete a disposizione quando servirà.
Ho provato Renumax, l'ho passato sui graffi e la mia auto sembra come nuova. Renumax fa meraviglie su qualsiasi colore e qualsiasi superficie. Macchine, camion, barche, moto, camper e altro. Altri prodotti funzionano solo su graffi molto sottili, ma con Renumax anche i graffi molto estesi non sono più un problema. Non c'è bisogno di stracci che sprecano un sacco di prodotto. Il conveniente applicatore a spugna spalma Renumax anche su aree ampie e superfici curve, come specchietti retrovisori, in una sola facile e veloce applicazione. Non devi carteggiare nemmeno dare la cera, lo applichi sopra ed è fatta. Quindi non spendete soldi in officina per levigare e ridipingere graffi e strisciate. Risparmiate tempo e denaro con un solo flacone di Renumax. Oggi per l'incredibile prezzo che vedete sullo schermo. Ma aspettate, se chiamate ora, raddoppiamo l'offerta. Riceverete un secondo flacone di Renumax compreso nel prezzo. E se non rimuove tutti i graffi e le strisciate in modo veloce e facile, rimandatecelo e vi rimborseremo completamente. E c'è di più. Ordinando subito avrete anche compreso il lucidante per auto. Fate brillare e proteggete la vostra auto dentro e fuori. Cruscotto, sedili e rifiniture esterne brilleranno come nuovi. Ma non è ancora finita. Compreso nell'offerta avrete anche l'aspirapolvere per auto portatile. Si attacca direttamente nell'auto per pulire gli interni, anche mentre viaggiate. E la speciale bocchetta inclusa raggiunge i posti più difficili da pulire. L'aspirapolvere ha un valore di 50 euro, ma per voi è compreso nel prezzo. Potete avere 2 flaconi di Renumax con lo speciale applicatore a spugna, il lucidante per auto e l'aspirapolvere portatile per l'incredibile prezzo che vedete sullo schermo. Cosa aspettate? Ordinate ora! Nel mondo del calore, di quelli che sono i macchinari utili per produrre calore in efficienza e tra l'altro in design, incontriamo un'azienda che ha creato un mercato solido e consolidata, che è la Ungaro. È un'azienda che addirittura ha creato un mercato nuovo, perché ha creato un nuovo modo di fare scambio termico della biomassa. Da più di 15 anni ormai è un marchio riconosciuto a livello nazionale e internazionale. È un'azienda che ha sede a San Mango d'Aquino in provincia di Catanzaro e opera da 10 anni nell'ambito del riscaldamento a biomassa, prevalentemente a pellet e con macchine prevalentemente idro, ma anche poi vedremo con alcuni prodotti ad aria. Perché il mercato nuovo? Il mercato nuovo perché a fronte dei soliti sistemi tradizionali di calore che prevedono dei grossi accumuli di acqua in caldaia che vengono scaldati con dei girifumi molto semplici, nel nostro caso il sistema è esattamente contrapposto, perché è un sistema che prevede l'acqua all'interno di un fascio tubiero, grazie al quale all'interno della caldaia ci sono pochi litri di acqua in caldaia che permettono delle installazioni molto semplici. A queste installazioni seguono dei consumi molto ridotti, perché questo sistema di scambio è un sistema che permette un risparmio molto elevato del consumo del pellet, quindi non solo energia rinnovabile in quanto tale, ma anche razionalizzazione dei consumi di energia rinnovabile, quindi non spreco di fonti energetiche. La Ungaro da anni ha sempre puntato molto sulla ricerca, proprio di quest'ultimo periodo è il quasi completamento di un progetto di una macchina a cogenerazione, quindi una macchina che fa riscaldamento e energia elettrica contemporaneamente. Tra gli altri progetti noi quest'anno abbiamo deciso di puntare per questa fiera di Verona ad un marchio che è il marchio Fluent. Con Fluent abbiamo voluto sottolineare la semplicità del riscaldamento con le nostre macchine, la facilità anche di produzione e anche la semplicità, ritorno a dire, dell'installazione, perché è una macchina che ha uno scambio termico elevato ad alta efficienza su tutta l'intera gamma di potenza che può coprire. Sui nostri modelli abbiamo proposto una nuova numerologia, diciamo, nella denominazione commerciale, perché oltre alla potenza nominale, che è di solito quella che viene utilizzata per identificare le macchine, abbiamo affiancato anche la potenza più piccola. Questo appunto per spiegare ai nostri clienti la facilità che ha la Ungaro a produrre anche potenza ad alta efficienza nei bassi regimi di funzionamento. Si va dietro ad un'idea molto semplice: durante una giornata c'è un momento più freddo, c'è un momento più caldo. In queste diverse fasi la casa avrà bisogno di diverse quantità di calori, quindi non abbiamo più una macchina con un'unica potenza a scaldare tutta quanta la casa sempre alla stessa maniera, ma abbiamo una macchina intelligente che, grazie anche a un concetto di temperatura scorrevole, permette al cliente, ripeto, di razionalizzare il consumo delle risorse. Se fuori, banalmente, se fuori c'è più freddo la macchina spinge una maggiore potenza, se fuori c'è più caldo la macchina si assesta su delle potenze più basse senza mai perdere il rendimento. Alle nostre spalle ne abbiamo altre due, che sono due sorelle, sembrano simili ma differenti. Partono da un tubo,
È un nostro progetto tubo che seguiamo ormai da un paio d'anni. È un progetto iniziato per presentare delle macchine ad aria, per noi è un mercato non sconosciuto ovviamente, ma è un mercato che abbiamo deciso di percorrere soltanto quando abbiamo trovato un'idea per riproporre la nostra firma, ripeto, quella del fascio tubiero. E abbiamo trovato il nostro modo di farlo, prima con una macchina d'aria con un doppio gruppo ventola, quindi una ventola dedicata alla canalizzazione e una ventola invece per il riscaldamento dell'ambiente in cui è installata la macchina. Con questa fiera adesso presentiamo in maniera ufficiale il prodotto idro, quindi una macchina sempre compatta, perché questa è la forza di questa macchina, è una macchina profonda 22 cm, quindi anche con gli spazi ristretti che ci sono nelle abitazioni, abbiamo cercato di correre anche ai ripari, cercando di offrire una macchina che tra l'altro si pulisce completamente dal fronte della macchina, occupa poco spazio e lunghe autonomie di lavoro perché abbiamo dei consumi ridotti al minimo grazie alla nostra efficienza. C'è un'altra novità che io so brulicare all'interno del mondo ungaro. È una macchina, come dicevo, a cogenerazione, quindi è una macchina capace di produrre energia elettrica mentre scalda la casa. Stiamo cercando di creare un progetto che tenda a rendere completamente indipendente la macchina dal consumo di fonti fossili, quindi cercando, ripeto ancora e sottolineo, di massimizzare e di razionalizzare al massimo il consumo di una fonte rinnovabile qual è il pellet, un derivato del legno che tra l'altro è la storia del riscaldamento. Alle nostre spalle è un'altra esposizione nuova nel suo modo, ma anche nuova per il prodotto. Una novità perché abbiamo deciso di andare fuori casa. In che senso? Abbiamo deciso anche di proporre un prodotto che possa essere installato all'esterno dell'abitazione, direttamente esposto agli agenti atmosferici. In questa maniera noi pensiamo di poter ovviare alle assenze di spazio che iniziano ad esserci nelle abitazioni. È una macchina perfettamente ermetizzata. Anche in questo caso stiamo parlando di un nuovo esponente della famiglia CTU, che è la famiglia storica delle caldaie ungaro. È una macchina che ha un rendimento superiore al 90% su tutte quante le gamme di potenza, quindi tanto al massimo quanto al minimo, e ha 100 kg di pellet, quindi lunghe autonomie. E stiamo vedendo tra l'altro che anche sotto una doccia la CTU resiste perfettamente. L'abbiamo messa a fare il bagno, sono 4 giorni che sta facendo il bagno mentre sta scaldando tutto quanto il nostro stand. Sul nostro sito internet www.caldoungaro.it è possibile trovare tutti quanti i riferimenti delle nostre sedi, tutti quanti i modelli con le relative schede tecniche, tutte le curiosità più o meno, riusciamo a soddisfarle sulle nostre pagine, quindi vi aspettiamo. Dopo anni di lunghe ricerche e sperimentazioni possiamo dire di aver creato e brevettato l'evoluzione della termocucina a legna, la termocucina a fiamma inversa. Nasce dall'esigenza di avere rendimenti sempre maggiori con consumi ridotti, rispettando nel contempo l'ambiente e la normativa vigente in tema di emissioni. A differenza delle tradizionali termocucine, dove la caldaia e la piastra di cottura sono scaldate direttamente dalla combustione della legna, con il principio della fiamma inversa la combustione primaria serve solo ad ottenere la gassificazione della legna, la quale, per effetto di uno speciale tiraggio naturale verso il basso e con l'apporto di ossigeno iniettato nella camera di combustione inferiore, sviluppa una combustione verso il basso, la cosiddetta fiamma inversa. La fiamma inversa brucia a temperature elevatissime ed in modo estremamente ecologico, con una formazione quasi nulla di ceneri, delle emissioni impensabili fino ad oggi ed un risparmio sul consumo di legna del 40%. I rendimenti sono estremamente costanti e paragonabili a quelli di una caldaia a gas, oltre il 92%. Questo è possibile perché la potenza sviluppata non è proporzionale alla quantità di legna caricata, come nelle termocucine a combustione tradizionale, dove al calare della quantità della legna cala anche la potenza erogata. L'energia viene invece prodotta in modo quasi lineare fino all'ultimo pezzetto di brace. Un'altra importante evoluzione è quella che potremo decidere dell'utilizzo di questa sorgente di calore. Se l'obiettivo è di cucinare tramite un apposito registro, devieremo il calore sotto la piastra di cottura e attorno al forno. Se invece necessitiamo di alimentare l'impianto di riscaldamento, potremo deviare tutta la potenza alla speciale caldaia posteriore, escludendo la piastra di cottura.
In questo modo potremmo avere tutta l'acqua calda che vogliamo senza surriscaldare l'ambiente dove si trova la cucina, giacché il calore ceduto all'aria sarà di solo 1,5 kW, indispensabile in case molto isolate per utilizzo nelle mezze stagioni. La cucina di serie è equipaggiata di 5 diverse uscite fumi, presa aria esterna, fianchi raffreddati per conduzione naturale in modo da poterle incassare anche tra i mobili, zoccolo telescopico per regolarne l'altezza, forno in acciaio inox con illuminazione interna e guide telescopiche, centralina di comando e comodo cassetto per la legna. Questo, a richiesta, potrà essere sostituito con un kit optional che comprende tutti i componenti necessari per una perfetta integrazione nell'impianto di riscaldamento. In un mercato ormai saturo di stufe a pellet era nostro obiettivo creare una cucina veramente innovativa. Nei nostri laboratori di ricerca in Alto Adige abbiamo quindi analizzato quali fossero i potenziali di miglioramento rispetto alle cucine presenti in commercio, creando così una cucina a pellet di altissimo livello che consenta anzitutto di cucinare su una piastra radiante dalle dimensioni generose con diverse zone di cottura, dotata di un forno perfettamente integrato nel girofumi che consente un ottimo funzionamento senza l'ossidio di resistenze elettriche, con una lunga autonomia ma nello stesso tempo facile da caricare. Tutto ciò è stato possibile grazie ad un innovativo sistema di carica dal basso, unico al mondo. Questo sistema brevettato consente di caricare fino a 30 kg di combustibile, pari a 2 sacchi, con estrema semplicità e senza sforzo. I vantaggi immediati sono notevoli: niente più sollevamento pesi per il caricamento dall'alto dei pellet, maggiore spazio utile sulla piastra sovrastante che consente la cottura con più pentole contemporaneamente, radicale riduzione dei rischi in fase di caricamento dei pellet a cucina calda. Uno speciale girofumi andrà a scaldare in modo omogeneo il forno completamente in acciaio inox e grazie a diversi livelli di potenza la temperatura potrà essere regolata con estrema semplicità. I fianchi sono certificati per l'incasso tra i mobili per una perfetta integrazione anche in una moderna cucina. L'utilizzo della cucina pellet Pertinger non è solo quello di preparare ottime prelibatezze da portare in tavola, ma anche di riscaldare la casa. Questo è possibile grazie ai ben 10 kW sviluppati con un rendimento superiore al 90%. Nonostante la potenza erogata, sarà comunque piacevole lavorarci davanti, grazie alla camera di combustione dotata di vetro multiplo autopulente. Per aumentare il comfort, la cucina è dotata di comando remoto che ne consente sia le regolazioni dei 5 livelli di potenza e tutte le funzioni, sia la programmazione giornaliera, settimanale o modalità weekend di 3 fasce orarie di utilizzo. Ultimissima funzione è anche quella di avere un termostato integrato per consentire di regolare la temperatura preferita nel punto desiderato della stanza. La cucina è dotata di serie di presa aria esterna per il montaggio in edifici passivi e case particolarmente isolate, piastra di cottura in acciaio o vetroceramica, forno illuminato con guide ad estrazione singola, zoccolo telescopico che ne consente la regolazione in altezza da 85 a 91 cm, sensore di carica pellet che avverte quando è stato consumato il primo sacco e 4 diverse uscite fumi, laterale destra o sinistra, superiore o posteriore. Tutte le nostre cucine e termocucine sono certificate per essere utilizzate nell'intera Unione Europea, anche dove vigono le più restrittive normative ecoambientali. Con questi 2 prodotti siamo sicuri di aprire nuove frontiere del riscaldamento, una continua affermazione. In Pertinger inventiamo sempre il futuro. Progetto Fuoco biennale prevede nel suo 2018 ovviamente una crescita, ma esattamente quali focus da inquadrare? Sempre il focus dell'ecocompatibilità, perché nel 2020 ci sarà una notevole riduzione delle emissioni, per cui già nel 2018 avremo la possibilità di dimostrare l'efficienza di questi nuovi prodotti. Prima della chiusura dell'edizione 2016 già si pensa al prossimo biennio e quindi a quella che sarà l'edizione del 2018. Abbiamo festeggiato le 10 edizioni del Progetto Fuoco e quindi quando si raggiungono traguardi di questo tipo è anche il momento di fare, viene quasi naturale fare delle valutazioni e dei bilanci di quello che si è fatto. Abbiamo raggiunto la posizione di leadership a livello mondiale e quindi noi la dobbiamo difendere e mantenere.
Lo facciamo con i rafforzamenti legati all'internazionalizzazione. Cito le frasi del direttore di Verona Fiera Mantovani quando ha presentato la manifestazione: vogliamo essere l'unico interlocutore qualificato degli espositori su questo mercato. Abbiamo creato uno spin-off della manifestazione già nel 2015 che è Italia Legno Energia e che si svolge presso la Fiera di Arezzo e che ripeteremo nel 2017. Quindi ogni anno c'è un evento preparato da noi sul settore del riscaldamento con la combustione del legno, il grande evento di Progetto Fuoco negli anni pari, ma anche un evento importante come Italia Legno Energia negli anni dispari, sempre in febbraio o marzo ad Arezzo.